questa prima puntata della 10ª stagione non potevamo non avere qui il presidente di AIS Veneto, Associazione Italiana Sommelier, Giampaolo Breda. Buongiorno Leo, buongiorno. Non possiamo, adesso tu tra poco farai i tuoi abbinamenti con i piatti di Marco, però con te volevo un attimo parlare di un evento molto importante. Sappiamo che AIS durante tutto l'anno crea questi eventi molto belli, ricchi di tantissimi contenuti, perché oltre alla degustazione c'è la parte conoscitiva, le masterclass, e qui si parla di un vino antico in questo caso. Ce l'abbiamo anche qui davanti, no? Facciamo così uno scambio con dei calici in mano, quindi ancora più rappresentativo il momento. Allora, parliamo di questo evento. Alla Corte del Raboso, il Malanotte e gli autoctoni del Piave. Sì. Non potevamo avere altro che un raboso di fronte a noi e racconteremo in questi 3 giorni dedicati a questo vitigno la realtà legata ad un vino e a un vitigno decisamente territoriale, perché se dovessimo pensare all'area del Piave, a questo fiume sacro che ha un significato enorme, e pensare anche ai momenti di difficoltà, una delle risorse più importanti era il vino, e il vino era quel raboso che a volte andava abbinato con il radicchio, i fagioli, il lardo, delle preparazioni decisamente povere. Quella famosa pasta e fagioli e radicchio. Ecco, quindi diciamo un paio di appuntamenti più anche un concorso tematico per dare importanza a quest'uva, a questo vitigno, a questo vino che ha una storia importante perché è una storia millenaria e ha un'interpretazione anche un po' più moderna perché ha la veste di quel raboso d'antan di una volta con quel spigoli, con quel tannino, con quell'acidità e allo stesso tempo ha quell'appetibilità nella veste di quel Malanotte che hai citato, con quella morbidezza in più dettata da un vino ottenuto da un leggero appassimento anche delle uve. Infatti, perché all'interno proprio del titolo di questo evento si parla di raboso e si parla di Malanotte, ed era proprio questo quello che volevamo andare un attimo a spiegare effettivamente, il raboso e questa evoluzione verso insomma anche i nuovi gusti, no? Certo. Ci sarà infatti la possibilità attraverso la presentazione che sarà sabato 21 e poi la domenica 22 con i banchi d'assaggio e poi il 23 con questo tour anche tra le vigne, tra le bellusere, di conoscere quest'uva, questo vino e questa nuova interpretazione, come dicevi tu, anche attraverso delle masterclass, quindi è possibile seguire il percorso con 5, 6, 7 vini in degustazione che ti insegnano l'evoluzione di quel raboso originale, se vogliamo, e di quel raboso un po' più moderno. E poi grandissima libertà per i banchi d'assaggio, si entra e si assaggia tutto quello che si vuole. Siamo al Museo di Santa Caterina. Infatti quindi... la location, di questo volevo parlare, perché tutto questo si svolgerà non lungo il Piave, ma a Treviso, e tra l'altro Loggia dei Cavalieri per la presentazione del primo giorno e prima masterclass, poi Museo di Santa Caterina, quindi arte e vino insieme. Allora, tu ci conosci ormai da tempo e sai che per noi il vino non è una semplice bevanda, per noi il vino è cultura, qualcosa da valorizzare, e nel momento stesso in cui si trova quella location rappresentativa in cui il vino va a sposare anche l'arte, caspita, che cosa possiamo chiedere di più? E quindi all'ingresso al museo si riuscirà a degustare il vino e anche a vedere gli affreschi, insomma, e tutta l'arte contenuta in questo importante. Poi la butto così, ci sarà anche un concorso tra sommelier il miglior conoscitore del raboso e del Malanotte. Allora ricordiamo 21, 22 e 23 ottobre a Treviso, nelle location che vi abbiamo detto, alla Corte del Raboso, il Malanotte e gli autoctoni del Piave. Importante, aisveneto.it, trovate tutte le informazioni per questo evento, per tutti gli eventi e per i corsi, perché ricordate che ci sono sempre i corsi per diventare meraviglioso sommelier. Giampaolo Breda, grazie, Eccoci. in bocca al lupo, e voi mi raccomando andate in tanti.